Siamo al Liceo Ospedalieri di Catania che ci ha ospitato anche quest'anno per uno degli eventi del progetto STEM Women in Science, che il mio istituto porta avanti dal 2017, un progetto che vuole divulgare gli ultimi ritrovati della ricerca in ambito di microelettronica, ma anche favorire una riflessione critica nei confronti dei pregiudizi che vedono le donne poco portate nelle discipline tecnico-scientifiche. È un pregiudizio che non ha basi scientifiche e che condiziona la scelta delle ragazzine nei percorsi formativi e poi nelle carriere professionali. L'Istituto supporta e porta avanti questo progetto perché ritiene importante avere un'azione nei confronti del territorio e verso quelli che sono i nostri futuri cittadini. Quindi l'impegno, diciamo, nel sociale non solo viene rappresentato dal fatto che la ricerca in ambito scientifico produce benessere nella vita quotidiana, nella vita di tutti i cittadini, ma anche l'impegno verso il territorio nel veicolare un messaggio di attenzione nei confronti degli stereotipi, perché come dicevano i nostri relatori oggi, vivere una realtà stereotipata è un danno per lo sviluppo della società ed è un danno non solo per quella fascia della società che è vittima degli stereotipi, appunto le donne, ma è un danno anche per gli uomini, perché la visione della realtà è molto importante, avere una visione non appiattita della realtà, quindi non appiattita dagli stereotipi, ma una visione tridimensionale che ci consenta quindi di avere una lucidità rispetto a quello che ci circonda. E allora quale migliore occasione quella di celebrare la giornata della donna l'8 marzo, ospiti di questo liceo che ha storicamente una grande sensibilità nei confronti del sociale e dell'impegno nel sociale.